Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, questo è un giorno importante perché vi raccontiamo, anche questi 2 giorni, vi racconteremo la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in terra di Calabria e questa volta sceglie come dire, l'Arbria, quei comuni di etnia Albrecht che come dire, insistono su questo territorio cosentino, hanno una vivacità culturale interessante in occasione anche come dire, dell'anniversario, sono oltre 500 anni dell'arrivo in Calabria guidati dal Giorgio Kastriota Skanderbeg, l'eroe albanese. Prima di andare nel vivo, noi abbiamo un collegamento in diretta, adesso lo vediamo subito. Per noi c'è Gianluca Pasqua che è collegato dal Collegio Sant'Adriano, lo vedo insieme a Cesare Marini, è collegato con noi al Collegio Sant'Adriano, proprio questa istituzione della cultura Arbrecht, questo luogo simbolo che accoglierà il Presidente Mattarella, che incontrerà proprio nel Collegio Sant'Adriano il Presidente della Repubblica Albanese Meta e poi si intratterrà con i sindaci della comunità albanese. Prima di venire da te, Gianluca, c'è Filippo che torna dopo non c'è ancora, lo state collegando, va bene. Insieme a me ci sono Filippo che è collegato con noi in diretta telefonica da Catanzaro e il collega Massimo Clausi che è con me, che ho voluto che fosse presente con noi. Allora Gianluca, intanto che attiviamo il collegamento con Filippo, allora, raccontaci un po' queste bellezze di questo collegio di Sant'Adriano. Hai accanto a te il senatore Cesare Manini che conosce molto di questa storia affascinante, così come conosce la storia meravigliosa che si richiama alla gesta del grande Giorgio Kastriota Skanderbeg, che è l'eroe degli albanesi, sia d'Albania che gli albanesi che poi sono fuggiti dall'Albania perché dopo l'invasione turca hanno preferito trovare altre possibilità per poter vivere, quindi sono sbarcati in Calabria. A te Gianluca. Sì, grazie direttore, in effetti è vero, Cesare Marini mi ha fatto fare un salto, un tuffo nella storia, nel passato. In pochissimi minuti abbiamo parlato e mi ha affascinato con i racconti sull'abbazia che non c'è più, c'è rimasta soltanto la chiesa di Sant'Adriano costruita nel 955 se non erro, e poi il collegio di Sant'Adriano. Qui siamo nel chiostro dove il Presidente della Repubblica Mattarella incontrerà gli studenti. In questo momento è in corso un sopralluogo da parte del cerimoniale, del Quirinale, proprio per organizzare al meglio l'evento, ma con Cesare Marini appunto mi concentrerei sulla storia e sulla valenza, sull'importanza di questa struttura. Sì, credo che questo sia un luogo, o dovrebbe essere un luogo caro a tutti i calabresi, perché è il luogo nel quale è sorto il primo istituto di formazione dei giovani in Calabria alla fine del 1700 e nello stesso tempo è stato un centro non solo di formazione culturale ma anche di forte interesse verso le idee nuove. Difatti qui si può dire che è stato la rivoluzione del 48 ha avuto un incubatore proprio nel Collegio Sant'Adriano, la stessa mancata rivoluzione che si è esaurita poi nella battaglia finale di Campotenese con l'annientamento della gente, dei giovani che erano andati a combattere immaginando di poter suscitare la rivoluzione in tutto il regno, cioè diciamo che è stata una scuola di formazione molto severa, contemporaneamente però
è stato anche il centro culturale che ha partorito tutti i movimenti che vi sono stati nella penisola italiana, e cioè per esempio il romanticismo. Il romanticismo calabrese qui ha avuto un'enorme rilevanza in Sant'Adriano, perché da Sant'Adriano sono usciti molti esponenti del romanticismo, e se c'è stata una persona che ha interpretato quelli che hanno gli elementi caratterizzanti del romanticismo, i 3 elementi che erano appunto racchiusi nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, e cioè un amore sfortunato, il sacrificio della propria persona, la patria, erano i 3 elementi. Difatti qui aveva studiato a Gesileo Milano, il regicida che poi fu impiccato a Napoli dopo il mancato tentativo appunto di sopprimere il re, si era formato qui, e lui poi, lo stesso a Gesilao, racchiude questi 3 elementi che lo portarono poi al gesto che dal punto di vista politico era del tutto inutile. E per dire come è stato qui il luogo di formazione della classe dirigente calabrese per diversi decenni, fino a quando, cioè, che giustamente c'è stata la diffusione del sistema scolastico calabrese con la nascita di altri licei. Mi pare che il secondo sia stato o il Telesio o il Campanello, uno dei 2, poi c'è stato quarto quello di Reggio, il liceo di Reggio. E quindi questo è un luogo che ha una valenza regionale proprio per questa sua storia, e devo dire che qui c'è stato un episodio che voglio ricordare perché è di monito per gli attuali governanti e per i futuri governanti. Alla fine del 1800 era nata, proprio sulle rovine dell'impero ottomano che si stava liquefando, era nata la questione balcanica, che consisteva nella pretesa, giusto o sbagliata che fosse, di poter ritagliare da parte delle grandi potenze europee un fazzoletto di terra nei Balcani per avere il passaggio verso il Medio Oriente, perché c'era appunto in atto oramai la crisi dell'impero ottomano che arrivava fino all'attuale Serbia. C'erano due possibilità. Gianluca, La possibilità quale aveva il ministro degli esteri, che era il Visconti Venosta, c'era un governo della destra liberale. Vediamo questo discorso che è molto interessante e poi ti darò la linea. Dopo c'era il Visconti Venosta, che era il ministro degli esteri nei primi governi della destra italiana, e pensò, dice, che mandiamo un esercito in Albania, visto che avevano un rapporto con l'Albania, è inutile ed è un errore che pagheremo caramente, perché prima o poi nascerà un movimento di indipendenza, ci sconfiggeranno e non servirà niente. Invece costruiamo una scuola migliore come costruzione, costruiamo un convitto e lì diamo borse di studio ai giovani albanesi che non hanno scuola in Albania, in modo che vengono a studiare fino al 3° liceo a San Demetrio e poi vanno a fare l'università all'Orientale di Napoli. Fu attuato questo disegno, prese all'epoca Visconti Venosta, il direttore generale delle scuole italiane all'estero, Scalabrini si chiamava, gli diede tutti i fondi necessari e venne qui a San Demetrio, a Sant'Adriano, costruì l'attuale struttura, che è una struttura enorme, che comprende sia la scuola che il convitto, per fare quello che Visconti Venosta aveva indicato. E da qui sono passati molti giovani albanesi che poi sono diventati governanti dopo, con l'indipendenza. Bene Gianluca, fermati qui. Direttore. Gianluca, sì, fermati qui. Adesso intanto salutiamo Cesare Marini. Facci vedere qualche curiosità tra un po', come stanno attrezzando, come stanno preparando. Facci vedere questo meraviglioso palazzo che ospita il Collegio di Sant'Adriano. Intanto in linea con noi nel prossimo collegamento allora ci spostiamo in un'altra zona del collegio. Benissimo, dovremmo avere in linea anche Filippo, che ritrovo
che ritrovo in trasmissione dopo un po' di tempo. Filippo, ce l'abbiamo il collegamento o no? Sì, sono qua. Ti vediamo, anzi Ho ascoltato. abbiamo visto la tua foto bella che è cambiata la foto, eh? Ma dove? Dove l'hai mandata? La vedi nel televisore la foto? Ah sì, è bellina. Massimo, com'è questa foto di Filippo? Dimmi la verità. È bello. È bello Filippo, dai, bell'uomo. ti prego. Tutte e due. Ti prego, Tutte e due Filippo. siete sorridenti, siete una bella coppia, di fatto. Senti, Filippo, come leggi questa presenza del Presidente della Repubblica in questo centro di etnia Albrecht, un po' la capitale degli Albrecht di Calabria, un luogo simbolo di San Demetrio Corona, questo riconoscimento evidentemente al contributo che gli albanesi hanno dato al paese Italia, un contributo anche in termini di vite umane, perché sono stati... Le cose che ha detto poco fa, che abbiamo ascoltato tutti, Cesare Marini, secondo me già rappresentano bene qual è la situazione. La visita di Mattarella è di enorme importanza, perché non è secondario assolutamente che un Presidente della Repubblica vada in un centro per, diciamo, significare in maniera proprio plastica il ruolo che hanno avuto le comunità degli italo-albanesi, ma soprattutto incontri il Presidente dell'Albania lì nel posto in cui Gianluca e Cesare Marini ci hanno fatto vedere, in questo meraviglioso collegio di Sant'Adriano, la chiesa di Sant'Adriano, San Demetrio, tutto San Demetrio. È importantissimo per tanti motivi, è importantissimo non solo in chiave storica per le cose che abbiamo ascoltato e che ovviamente Intanto scusami Filippo, qui stiamo vedendo l'incontro di stamattina tra il Presidente della Repubblica Albanese Meta e il Governatore della Calabria. Puoi continuare. Sì, e cioè il Presidente dell'Albania viene qua per più giorni, insomma poi c'è tutto il problema, come dire, geopolitico collegato alla volontà dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, quindi c'è tutto, voglio dire, la presenza di Mattarella da questo punto di vista, torno a ripetere, di enorme importanza. Non credo che neanche fai bene tu a fare questa trasmissione, fanno bene, io ho visto tutta la stampa calabrese oggi a dedicargli grande spazio, perché va al di là, diciamo, delle ricorrenze collegate alla figura di Giorgio Castriota, perché significa che viene riconosciuto alle comunità degli italo-albanesi che hanno in Calabria il 90% della loro rappresentanza, poi ci sono piccole cose in altre parti d'Italia, un ruolo decisivo e determinante. Senti Filippo, ho visto anche molti diciamo, esponenti di questa comunità Arbresce alla cittadella regionale, insomma, che questo significa che c'è una cosa che alcuni si vedono anche in queste immagini che tu stai trasmettendo ora, continuano a giocare un ruolo queste comunità. Senti, può darsi che il Presidente della Repubblica albanese incontri Mattarella proprio per chiedere sostegno proprio per questo progetto di ingresso nella comunità europea? È no? presumibile, è presumibile. Questo è il passaggio. Massimo, tu la pensi così o no? Io credo proprio di sì, insomma, che l'Albania, diciamo, ha questo obiettivo geopolitico. Non so fino a che punto, ovviamente, vista la situazione politica nostra, italiana, l'Italia può dare una mano in questo senso. Mattarella forse da questo punto di vista è una garanzia, vabbè, no? certo, c'è un'altra garanzia sicuramente, certo. Diciamo, questa visita accade, se dobbiamo parlare appunto di Europa, nel momento in cui Tria sta avviando una trattativa molto serrata, no? Con l'Unione Europea rispetto per esempio alla manovra. Ecco. Detto questo, sicuramente ha pienamente ragione ovviamente Filippo nel dire che questo può essere qualificato come un evento storico, no? Quindi per la presenza non soltanto di Sergio Mattarella, ma soprattutto per la presenza anche del Presidente dell'Albania, insomma. Diceva Filippo che la maggior parte di questi esuli italo-albanesi insistono proprio in Calabria, in particolare nella provincia di Cosenza, poi c'è qualcosa in Sicilia, insomma, diciamo, la provincia di Cosenza è il fulcro di questa comunità, l'eparchia di Lungro è la diocesi di riferimento in Italia, e quindi sicuramente che merita rilevanza
questa visita che può essere letta, penso, ha tanti significati, ha mille significati, dai più nobili, diciamo, di quelli che abbiamo visto prima con Giuseppe Marini, anche economico, ma anche in termini di bilancia commerciale. Sarebbe interessante per esempio capire come va la bilancia commerciale Filippo, adesso ti diamo in causa, mentre io chiedo se è possibile, Gianluca ci fa vedere qualcosa del palazzo e poi sentiremo anche le voci dei cittadini di San Demetrio Corona, qual è l'attesa. Abbiamo visto anche delle bandiere esposte sui balconi del corso principale, dove evidentemente il corteo del Presidente sarà attraversato proprio dal corteo del Presidente. Senti Filippo, incontra i sindaci poi delle comunità albanesi, il Presidente Mattarella, e la certificazione del ruolo che queste comunità svolgono e come dire, il fatto che ci sia questo fortissimo legame pur nel rispetto di una tradizione culturale, di un passato di grande sofferenza, perché quando gli albanesi sbarcarono in Calabria non furono accolti con un mazzo di fiori, ma insomma sono dovuti conquistare quei pezzi di territorio dove oggi sorgono questi comuni che sono uno più belli dell'altro, sono questi piccoli centri storici che sono meravigliosi da visitare. Ecco Filippo, questo è il significato, questa è vero quello che dici tu. È vero quello che dici tu, perché il sapore, diciamo, senza enfasi, ma sicuramente nel caso di specie noi la dobbiamo usare, il sapore storico di questa visita di domani dei due presidenti significa anche il riconoscimento al ruolo di queste comunità. Che ha ragione Cesare Marini poco fa nell'intervista che gli faceva Gianluca. C'è lì a San Demetrio, al collegio, io lo ringrazio pubblicamente, perché per esempio per quanto riguarda me, lui fu il primo che mi fece visitare tanti anni fa, ahimè, il collegio e la chiesa di Sant'Adriano, che tutti i calabresi dovrebbero conoscere e che tutti gli italiani dovrebbero conoscere, perché quelle comunità hanno rappresentato per tantissimo tempo un baluardo a volte anche misconosciuto, un baluardo anche, come dire, non pienamente valorizzato. Invece la venuta di Mattarella gli mette un timbro sopra, e gli dà un senso. Bene Filippo, ho visto adesso nell'immagine... Sì, ho visto il sindaco. Ho visto il sindaco. Sentiamo Gianluca Pasqua adesso una delle stanze di questo meraviglioso collegio. Gianluca, tu ci senti? Gianluca. Sì, direttore. Ecco. Sento pochissimo perché siamo all'interno del collegio di Sant'Adriano e abbiamo raggiunto con il sindaco Salvatore Lamirata la saletta dove avverrà l'incontro privato fra il presidente Meta e il presidente Mattarella. Adesso con la telecamera di Massimo Fino inquadriamo anche il divanetto dove si stringeranno la mano e parleranno delle questioni economiche, degli scambi economici fra l'Italia e l'Albania. C'è naturalmente in bella vista anche un busto di Giorgio Kastriota Skanderbeg che Massimo Fino adesso sta inquadrando, e questa è una sala che sarà il fulcro, sindaco, dell'incontro di domani. Sì, qui praticamente i due presidenti avranno il loro colloquio privato dove si scambieranno ovviamente, diciamo, anche, come dire, ragionamenti di carattere politico, economico, che possono poi interessare la condotta dei propri stati, dei propri governi. Ecco, nel frattempo giù, sindaco, fervono i preparativi, è stato contattato, noi l'abbiamo strappata al cerimoniale per 5 minuti, ma non solo, neanche le forze dell'ordine, perché c'è grande attesa ma anche grande preoccupazione. Certo, il momento riveste un carattere importante perché l'eccezionalità degli ospiti è altissima e quindi, diciamo, anche l'ordine pubblico è tenuto molto sotto controllo, c'è molto attenzionamento dalle forze dell'ordine e credo che l'attenzione sia ben giustificata dall'importanza dell'evento e dall'importanza delle personalità ospiti. La prima disposizione, ci pare di capire, bisogna estendere l'area di parcheggio perché non si sa quante persone arriveranno qui a San Demetrio. Sì, è stata una preoccupazione della polizia, poc'anzi un responsabile, primo dirigente della questura, mi ha fatto questo tipo di richiesta, cioè di provvedere ad ampliare gli spazi destinati ai parcheggi perché ci potrebbe essere un afflusso di persone e quindi di veicoli importante che poi deve essere gestito.
Gianluca? Se hai domande, direttore da studio? Sì, Gianluca, Sì, dimmi. volevo chiedere al sindaco come la comunità di San Demetrio Corona ha preso prima la notizia della visita del Presidente Mattarella, ma come se i cittadini partecipano, cioè sono, come dire, entusiasti, orgogliosi di questa presenza del Capo dello Stato. Questo volevo chiedere al sindaco. Allora, che reazione c'è stata quando si è appresa la notizia dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella e anche del Presidente Meta e soprattutto adesso come si stanno preparando, se c'è entusiasmo, se c'è attesa da parte della popolazione? Ma io credo che una prima reazione sia stata un po' anche l'incredulità, perché poter pensare che a San Demetrio Corona, una comunità di 3.600 abitanti, e si potesse realizzare questo evento con la presenza del Presidente Meta, anche se noi abbiamo avuto già altre presenze di capi di Stato albanesi, ma soprattutto del Presidente Mattarella, insomma è qualcosa che fino a qualche tempo fa poteva essere impensabile, perché io credo che noi adesso con questa manifestazione non è che realizziamo un evento storico, noi stiamo realizzando l'evento storico di questa comunità, perché sicuramente per importanza non è mai accaduto altro di più importante. E la popolazione è ovvio, è entusiasta, molto entusiasta, sta aspettando con trepidazione, anche perché come stiamo già vedendo anche in queste ore, in questi minuti, quando c'è questo tipo di evento si crea un grande movimento di mezzi, di persone, di forze dell'ordine che rivoluzionano un po' quella quotidianità a cui siamo normalmente abituati. E c'è molta emozione, c'è molta attesa, molta trepidazione, domani ci saranno molti ragazzi di scuole, perché è stato anche un po' un desiderio che è stato espresso dai due presidenti, quello di poter far partecipare all'evento una numerosità di studenti, e quindi credo che sarà una cosa magnifica. Speriamo che sia un bel tempo come oggi. Bene, Gianluca. Mentre Massimo Fino si sposta nella sala contigua. Sì, dimmi direttore. Ecco Gianluca, facci vedere queste cose, adesso magari ci fate vedere anche l'esterno del palazzo, poi vediamo sul corso principale di San Demetrio Corona qualche bandiera, sì, ascolteremo qualcuno. Ti dico che siamo stati bloccati poco fa perché non potevamo riprendere il sopralluogo in corso da parte delle forze dell'ordine, quindi ci hanno fatto cenno dal cerimoniale di spostarci per evitare di dar fastidio soprattutto e anche di inquadrare le forze dell'ordine. Però adesso ci sposteremo compatibilmente con la presenza delle forze dell'ordine, vi faremo vedere il palazzo, alcune altre sale se possibile, e poi naturalmente ci sposteremo anche al centro, magari dove c'è proprio il busto di Skanderbeg. E faremo altre domande al sindaco, che adesso lasciamo ai suoi compiti di organizzazione e di collaborazione con forze dell'ordine cerimoniale, per poi ritrovarci insieme fra poco nel prossimo collegamento. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori e agli ospiti della trasmissione. Grazie Gianluca, anche se riesci a recuperare qualche battuta dei cittadini sul corso principale, in piazza, San Demetrio Corona, ecco, certo. Andiamo tra la gente, sentiamo le emozioni che si vivono per la presenza a San Demetrio Corona del Presidente della Repubblica. Massimo. Va bene direttore, a fra poco. Grazie Gianluca, un evento storico, un evento che inimmaginabile, no? Sì, mentre parlava il sindaco io mi chiedevo se l'evento è più la venuta del Presidente dell'Albania in questa piccola comunità o il Presidente della Repubblica. Evidentemente tutte e due le cose. Io penso che Mattarella, il Capo dello Stato, abbia riconosciuto la portata, no, di questa manifestazione. In effetti ci ricordava il sindaco, San Demetrio Corona è un paesino di 3.600 anime, che ha una storia antichissima, però è sempre un piccolo paesino, anche abbastanza complicato da raggiungere vista la viabilità che non è il massimo no, vabbè, storicamente abbiamo questi problemi infrastrutturali. Filippo, mi senti? Sì, vi ascolto, vi sto ascoltando. Ecco, hai visto, abbiamo fatto vedere il luogo dove si incontrano i due presidenti. Sì, se non ci siete stati vi invito ad andarci. Lo conosco benissimo. Ci siamo stati. Che è stato rimodernato fra l'altro, sì. Ma abbastanza recentemente. Ma tu sai che per esempio in questo liceo ha conseguito la maturità classica anche un presidente a noi due molto caro, l'ex presidente dell'Inter Moratti, lo sapevi? No, non lo sapevo. Sì, ha fatto gli esami da privatista. E come si ci trovava? Da privatista ha fatto gli esami da privatista. Sì.
No, ma là tra l'altro nelle immagini che avete mandato si vedevano I libri sono dei sì. testi conservati, dei testi antichissimi conservati. Perché è stata tutta un'ala del collegio è stata ripresa ed è diventata veramente fruibile e molto bella da vedere. Ma l'evento storico si chiedeva massimo l'uno o l'altro, ovviamente tutte e due, però Tutte e due. guardate, attenzione che la presenza del Presidente della Repubblica albanese certifica anche un rafforzamento dei rapporti con questa comunità italiana al Brescia. Ma c'è un continuo interscambio però, culturale. C'è un continuo interscambio, ma dopo mica sono stati sempre rose e fiori i rapporti, non sono stati sempre rose e fiori. Però diciamo... E questo significava molto per una comunità quale quella che c'è appunto nei paesi attorno a San Demetrio. Ricorderete sia tu che Massimo, quando nel 90 arrivarono gli albanesi con i barconi a Brindisi, a Bari, arrivarono a Bari, molti di loro poi hanno trovato ospitalità in questi centri di etnia arbresh, molti di loro hanno messo su famiglia, vivono qui, hanno rapporti continui, costanti con la madre terra, però non hanno, come dire, non hanno avvertito il distacco di essere da un'altra parte del mondo, in un altro ambiente, in un'altra realtà, in un'altra cultura, perché sono stati, come dire, uso un termine improprio, forse coccolati tra virgolette da questi arbresh che non hanno mai, come dire, non hanno mai dimenticato, non hanno mai rescisso proprio il cordone ombelicale con la terra natia, no? Anche gli arbresh. Tutto il contrario forse, proprio perché esuli... Mando la pubblicità, sì. La pubblicità? No, allora dico velocemente, proprio perché esuli, proprio perché venuti qui, diciamo, scappando dai turchi ottomani, hanno molto, come dire, sono molto concentrati sulle loro tradizioni, sull'enogastronomia, perché hanno appunto delle tradizioni enogastronomiche molto, molto forti, molto tipiche, e sulla musica, che è un elemento molto importante nella cultura arbresh. Però ho capito, questa cultura che si è tramandata oralmente, è vero. 500 anni, Filippo, una cosa veramente straordinaria. È incredibile. Una cosa straordinaria. Mando la pubblicità, secondo me dobbiamo anche parlare del ruolo di Skanderberg. Assolutamente. Mando la pubblicità, va bene? A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, siamo in collegamento con Gianluca Pasqua che si trova per noi a San Demetrio Corona per anticipare questa visita del Presidente della Repubblica Italiana e della Repubblica Albanese, che domani si ritroveranno a San Demetrio Corona. Una iniziativa, una manifestazione, un incontro, una celebrazione, chiamatela come volete, che noi manderemo in diretta, seguiremo in diretta, perché è giusto così. Crediamo nel ruolo di un'emittente come la nostra, che deve promuovere il territorio, deve raccontare ciò che avviene, perché deve cambiare, ne parliamo spesso con Filippo, il livello forse della narrazione, no, di questa regione. Certo, per questo è positivo quello che state facendo. Cioè usciamo un po' dal solito racconto di una Calabria che si sempre, no? Che si rappresenta, o meglio, che rappresenta solo una parte di sé, ma ci sono tante altre cose. Si rappresenta, hai detto bene, che si rappresenta, dopodiché c'è un'altra parte che è questa qua però, e che deve avere lo spazio giusto, altrimenti non si capisce di che parliamo. Massimo, tu sei d'accordo? Certamente sì. Massimo, prima, mentre c'era la pubblicità in onda, con Massimo parlavamo del fatto che ma tu sei andato qualche volta a San Demetrio Corona, sei andato a visitare il collegio di Sant'Adriano? Sì, io ci sono andato, ma non mi aspettavo fosse così bello, fosse in questa comunità. No, sicuramente mi ha sorpreso, perché pensare che il primo liceo classico calabrese, come ci ha detto anche Cesare Marini, nascesse in un paesino, diciamo, ripeto, di 3600 anime, cioè, il collegio di Sant'Adriano è addirittura antecedente al liceo classico Bernardino Telesio. Aspetta, però, perché la storia dobbiamo raccontare tutta. Il collegio di Sant'Adriano, come dire, San Demetrio Corona in realtà
lo ha scippato, tra virgolette, al comune di San Benetullano, perché il primo era il liceo Corsini, si chiamava liceo Corsini, ed era il primo liceo che è nato. Dopo c'è stato il trasferimento a San Demetrio Corona, quindi il liceo ha origini diverse rispetto a quelle di San Demetrio Corona, che poi col passare del tempo, poi grazie anche sì, vedo Gianluca, l'abbiamo Gianluca Pato, Gianluca, ti sento Gianluca, vai. Sì, eccomi direttore. Allora, io sorvolo sulla questione di Massimo Moratti, però ho intercettato Giuseppe, 26 anni, appena laureato in lettere e filosofia. Lui vive l'attesa dell'arrivo del presidente Meta e del presidente Mattarella qui a San Demetrio, da cittadino di San Demetrio. Sì, questa sicuramente è un'occasione importante non solo per il Paese, ma anche per tutti i paesi Arbrecht che ci sono, e dunque aspettiamo con ansia questo grande evento che prima di domani non ci sono stati. Il Presidente Meta è venuto anche 2 anni fa, se non erro, qui in Calabria, è stato anche a San Demetrio, ma la visita del Presidente della Repubblica era inaspettata, ecco. Ecco, vi state preparando, siete in tanti, quando avete appreso la notizia immagino c'è stata sorpresa. Sì, certo, infatti io personalmente sono rimasto molto colpito di questo avvenimento, di questa notizia, ed infatti tutta la comunità è molto in trepidazione per questo evento. Non abbiamo mai avuto appunto un evento del genere, e questo è anche un motivo di orgoglio per tutte le comunità Arbrecht. Gianluca? 3.500 abitanti, tanti giovani come te che sono laureati. Che ambizioni, che aspirazioni avete? Pensate che ci possa essere un futuro migliore anche per voi? Sì, sicuramente questo non è solo un problema di San Demetrio, ma anche di tutti gli altri paesi calabresi e in generale del sud. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di tornare qui in Calabria, qui a San Demetrio, anche per non perdere le tradizioni e la lingua Arbrecht. Gianluca? Mi senti Gianluca? Dimmi. Ecco, certo. Puoi chiedere a questo giovane che cosa si aspetta da questa visita? Perché è interessante sapere anche quali aspettative ripone il giovane che vive in un piccolo centro nell'entroterra calabrese, in una situazione, un contesto difficilissimo, un evento del genere. Quali aspettative riversa su questo, proietta su questo appuntamento? Sì, Giuseppe ha praticamente già risposto. Adesso facciamo fatica perché c'è anche la musica, perché stanno provando l'impianto audio, perché ci saranno, come dicevo, 2 maxi schermi in queste piazze per assistere all'evento. Da questa visita in particolare, da questo incontro, si parlerà anche di rapporti commerciali fra l'Italia e l'Albania, fra i 2 presidenti. C'è qualcosa in particolare che vi aspettate? Beh, sicuramente quello di non dimenticare questo evento in particolare, e poi anche tutte le comunità Arbrecht che ci sono, e di dare una mano, magari non economicamente, ma ovviamente non economicamente, ma soprattutto culturale, mandando avanti anche le tradizioni e la lingua Arbrecht, che si sta perdendo in molti paesi. Per fortuna qua a San Demetrio ancora si mantiene forte questa tradizione. Bene, grazie Gianluca. Filippo, mi piace sottolineare questo forte, come dire, attaccamento alla propria terra, alla propria cultura, alla propria lingua, alle proprie tradizioni. È un fatto straordinario questo, eh? Sì, ma anche il riconoscimento, le cose che tu hai detto prima del trasferimento da San Benedetto a San Demetrio, poi voglio dire, all'interno della comunità albanese l'arrivo a San Demetrio sostanzialmente certifica l'importanza di San Demetrio all'interno di tutta questa comunità Arbrecht. E poi le cose che a me piace ricordare, che l'ha detto Cesare Marina all'inizio, questo collegio fu che dà l'importanza di questa comunità nostra. Per questo è importante anche che noi ne parliamo oggi e che tu fai la diretta domani, che là ci fu, come dire, un crogiuolo dei rivoluzionari del 1848. Assolutamente sì. Cioè, ha parlato di Agesilao Milano, a Gesilao Milano
è nato a San Benetullano, quindi, a San Benetullano. Quindi capito, c'è questo... allora, il liceo Corsini di San Benetullano è un'istituzione tra le più importanti di tutto il sud di questo paese. E certifica appunto della storia che abbiamo alle nostre spalle e che è giusto che venga ricordata, che è giusto che venga riportata, come dire, alla luce. La visita dei due presidenti ci dà l'occasione per poterne parlare, per poter parlare di queste cose. Io leggevo proprio oggi sul quotidiano di Massimo Clausi delle bellissime pagine, fra cui una di un nostro collega che tutti quanti noi conosciamo, che è un grande esperto di queste vicende e storie alberesce, che è Adriano Mazziotti, di come addirittura Maometto II che è una pagina meravigliosa non soltanto della Calabria e dell'Italia, ma di tutta la cristianità, di tutto il mondo, che Maometto riconosceva a Skanderbeg il ruolo di averlo fermato. Addirittura diceva: un tale leone non nascerà più al mondo, cioè, che era quello che lo aveva come dire, combattuto più aspramente. E se poi gli ottomani non sono arrivati dove non sono arrivati, il grande merito va dato a Skanderbeg e agli Alberesce. Questa è una cosa che secondo me noi dobbiamo mettere anche di più al centro delle riflessioni che facciamo sul ruolo che ha avuto una parte di questa comunità nella storia, non della Calabria ma del mondo. No, anche a me ha colpito molto questo senso di identità che esprimeva il ragazzo nell'intervista con Gianluca, sì. È un'identità che insomma è forte, perché diciamo questa storia che ha radici antiche, lo ricordava anche Filippo, no? Insomma, stiamo parlando appunto del 400, quindi, e che è arrivata fino al 2018, no? Questo la dice lunga su quanto siano forti e radicate queste cose. Non so se noi, a proposito della domanda che mi facevi prima sulla narrazione della Calabria, le abbiamo raccontate fino in fondo e soprattutto le abbiamo valorizzate da un punto di vista turistico anche da un punto di vista turistico come meritano, insomma. Non so se c'è qualcuno che per esempio propone ai viaggiatori che arrivano in Calabria un tour nell'Arberia e nelle sue tradizioni, che come dicevo prima vanno da vari campi, insomma, dall'enogastronomia appunto al folklore, ai balli popolari. Ci sono delle chiese bellissime. Ci sono delle chiese bellissime, c'è l'Eparchia di Lungo che, come dicevo prima, è un punto di riferimento fondamentale. C'è il rito che non so se greco-ortodosso, e chi ha avuto la fortuna di partecipare a questo rito sa la bellezza e anche, diciamo, come è struggente nei casi invece più infelici questo tipo di rito. Quindi penso ai funerali sono particolarmente struggenti e significativi. Insomma, una ritualità che mantiene vivo questo rapporto con la tradizione. Sì, ma è una cosa bellissima, perché è una cosa che ti riporta quasi, diciamo, no? La vicenda ancestrali nel passato, alle nostre proprio origini, diciamo. Ho visto Gianluca. E il mantenimento della lingua, scusate, che loro si sforzano in maniera, perché ovviamente il rischio è quello di vederla persa, come sta avvenendo ad esempio nelle comunità grecaniche in provincia di Reggio Calabria. Invece loro ci tengono tantissimo nel mantenimento di questa lingua. Ma la ravvivano quotidianamente con una serie di iniziative, una serie di ritualità che sono proprie di questi territori, che non rinunciano, nessun piccolo centro albanese si possa dire che abbia, come dire, rinunciato a rappresentarsi in tutte le occasioni topiche. C'è sempre stato qualcosa, ha sempre rinvigorito, ha sempre rivendicato con orgoglio l'appartenenza. Ho visto Gianluca che probabilmente era nel luogo dove Mattarella incontrerà i sindaci, se ho ben capito dalle immagini. Gianluca.
Esattamente, direttore, sono proprio nel teatro. Questo è un altro luogo dove domani si troveranno il Presidente Meta e il Presidente Mattarella per rafforzare quello che dicevate. Quando io ho parlato della visita del Presidente Mattarella mi hanno detto ma guarda che c'è anche il Presidente Meta, perché loro ci tengono tanto che ci sia anche il Presidente Meta, che ci sia questo incontro qui a San Demetrio Corone. Non è la prima visita, ormai risaputo, anche nel 95 fu riservata una grande accoglienza a Stali Beriscia, poi Alfred Moisiu nell'aprile 2003 e ancora la terza visita di un presidente albanese fu quella di Buliar Nishani nell'aprile 2015, ma adesso è un evento molto particolare perché appunto c'è l'incontro con il Presidente della Repubblica. Domani ci sarà il Presidente della Giunta regionale, ci sarà il Presidente della provincia e anche il Prefetto. Poco fa è arrivato il vicario Tarsia che sta partecipando appunto al sopralluogo insieme a forze dell'ordine ad altre personalità per organizzare, come detto, tutto il cerimoniale e naturalmente la sicurezza. Bisogna arrivare molto presto qui a San Demetrio Corone perché poi sarà difficile spostarsi dopo le 9, quindi questo è un avviso alla troupe che domani sarà qui per Teleuropa Network per seguire questo evento importantissimo. Bene, quindi questo è un messaggio di servizio indirizzato ai nostri colleghi che domani saranno lì a seguire la visita del Presidente. Vedi Filippo, anche queste cose avvicinano al nostro territorio. Ha dato un'informazione di servizio, diciamo. Sì, anche queste cose, anche questo racconto di oggi, no? Ci restituisce la ricchezza di questo nostro territorio, che ha delle cose meravigliose, forse noi non abbiamo il tempo, la voglia e forse gli stimoli giusti. Ma insomma, non lo so, io pure Massimo e tu che vi ponete questo problema la narrazione è stata fatta. Guardate, io l'altro giorno, adesso giusto per parlare di questa cosa ma un po' sviare, l'altro giorno quando abbiamo presentato il libro di Geppino De Rosa e noi abbiamo fatto la narrazione che potevamo fare, però io poi tutte queste vesti stracciate che noi stessi operatori dell'informazione facciamo. No, non è questo, non è questo. Voglio dire, chi più e chi meno ci ha tentato, voglio dire, ma il punto è che c'era, c'era un fiume che era complicato fermarlo con le mani. Ora è più semplice fermarlo, è più semplice fare queste cose qua. Però insomma, se io penso a quando abbiamo cominciato, io, non voi che siete molto più giovani di me, era più complicato, narrare le positività oppure parlare del ruolo delle comunità a Brescia, della loro storia, di quello che hanno fatto. Alcuni di noi ci hanno tentato, altri un po' di meno, Massimo ma diceva la narrazione però era quella, non era diversa. Però Filippo, Massimo diceva un'altra cosa, diceva però un'idea di turismo, no? Ma no, quello sull'oggi sicuramente sì. Che comprenda, o sull'oggi sicuramente sì. Che comprenda tutte le specificità che sono molteplici nei nostri territori. Manca forse, Filippo, questo ce lo dobbiamo secondo me dire. Non la conosciamo neanche bene noi la Calabria, questo è il punto vero. Questo dico, un'idea di turismo nuova, perché noi manteniamo nascoste, tra virgolette, alcune bellezze straordinarie che questo nostro territorio ha, questi nostri territori calabresi hanno. Molte volte io ho voluto fare, forse autocritica è una parola grossa, insomma, però volevo fare questo. Hai capito che voglio dire, Massimo? No? Nell'autocritica sì, ma poi fermiamoci, perché sennò fermiamoci, però io ritengo che, insomma, allargando il discorso, forse siamo un po' pigri, hai ragione tu, noi non l'abbiamo raccontata, forse fino in fondo perché non la conosciamo, non c'è nemmeno il tempo, però vedo nemmeno l'ascolto c'era, se tu avessi raccontato quelle cose. Uscendo dalla nostra categoria, vedo che insomma c'è un po' in generale di pigrizia, di percorrere sempre le stesse strade, non cercare strade alternative. Questo forse ce lo dobbiamo dire un po' tutti. Ecco. Ma quello è il punto. C'è Gianluca, vi chiedo scusa un attimo perché ho visto Gianluca che si trova proprio davanti al collegio di Sant'Adriano. Gianluca.
Niente, io volevo salutarvi da qui facendovi vedere Piazza San Nilo, quello che rimane dell'abbazia, ossia la chiesa di Sant'Adriano, edificata da San Nilo nel 955, e questa piazza che si è riempita di auto delle forze dell'ordine. Massimo Fino può inquadrare la piazza, e al momento c'è anche la musica perché stanno provando l'impianto audio, ma come vedete c'è un gran fermento in vista della visita di domani. Con queste immagini chiudiamo il collegamento da San Demetrio Corone. Abbiamo ascoltato Cesare Marini che ci ha fatto fare questo tuffo indietro nella storia, e poi il sindaco di San Demetrio Corone che ci ha parlato di questo evento importante, e poi naturalmente è stato, come dire, rapito dal cerimoniale perché bisogna organizzare tutto al meglio. Gli è stato chiesto appunto di fare molta attenzione alla questione parcheggi, perché non si sa bene quante persone arriveranno qui a San Demetrio domani dai paesi limitrofi e da tutta la provincia. E poi abbiamo mostrato anche la saletta dove avverrà l'incontro privato fra il presidente Ilir Meta e il presidente italiano Mattarella. Bene Gianluca, grazie per il contributo. Da San Demetrio Corone è tutto, grazie appuntamento a domani naturalmente. Sì, grazie all'operatore Massimo Fino, con voi l'appuntamento è a domani per continuare questo racconto della visita del presidente Mattarella. Noi abbiamo ancora qualche minuto per noi da dedicare a questo evento, un evento importante. Mi ricordavo, scusa Mattilio, Piazza San Nilo, guardate che cosa c'è concentrato in un fazzoletto di terra. Sì. Di che vicino San Demetrio quindi c'è Rossano, con tutto quello che rappresenta Rossano Corigliano, ora sono riunificate, c'è tutta la zona della Piana di Sibari che ne offre tante altre cose, cioè voglio dire, c'è un patrimonio, come dire, io non lo so se definirlo come di positività, perché insomma anche io mi sono un po' stufato, quando dico queste parole sento che spesso suonano a vuoto e quindi bisognerebbe trovarne altre, ma al momento non le trovo. Però c'è un patrimonio che non è che non l'abbiamo saputo narrare noi, questo voglio dire Massimo ed Attilio. Il punto è che complessivamente la Calabria non l'ha mai saputo valorizzare. Dopodiché noi siamo stati, come dire, nella scia di questa indolenza, chiamiamola come vogliamo, non lo so. Quello è il punto. Allora scusami, la responsabilità va a chi in qualche modo aveva il compito di raccontare una Calabria diversa. La responsabilità sta sempre nella classe dirigente di questa Calabria, caro Attilio. Dopodiché noi ci siamo pure nella classe dirigente della Calabria, ma ci siamo pure. Ma marginalmente. Marginalmente. Sì, siamo più spettatori. No? Noi siamo... voglio dire, proprio... pure racconto... Ve lo dice uno che da anni sta cercando di fare questa cosa, dopodiché qua Attilio che ci sentiamo, che ti dico, quelle 15-20 volte al giorno, e allora l'altro giorno ci siamo detti, ma io mi sono stufato di questa parola della narrazione, che significa la parola narrazione? È vero o no Attilio? Assolutamente sì, ne parliamo spesso, Massimo. È così nel senso che quando parliamo di classe dirigente, non lo so se noi insomma facciamo parte di questa classe dirigente, ma mettiamoci per un attimo da parte, ma sicuramente c'è la classe politica e la classe imprenditoriale, a loro facevo riferimento. Intellettuale, Massimo, la classe intellettuale, le università. Sì. Università. Per esempio l'Università della Calabria, devo spezzare una lancia a favore, nel senso che sulle tradizioni al Brescia ha fatto molto, c'è una cattedra, sta facendo molto, quindi diciamo, su tutto il resto, insomma, secondo me si poteva fare di più, si potevano trovare altre strade, si possono ancora trovare, perché non dimentichiamo che cos'è adesso l'Albania, come dire, è quella che è l'economia di questo paese. Non dimentichiamoci che tanti nostri corregionali sono andati anche ad investire lì, al di là anche di qualche, come dire, insomma, lì però fenomeno un po' lì è diverso, però, degenerativo, no? Però non è più l'Albania dello sbarco a Bari, no, chiaramente no, cioè, mi verrebbe da dire che adesso ci arriviamo noi con i barconi volendo forzare molto la cosa, ma chiaramente è un paradosso. Per cui anche in questa chiave secondo me la visita del presidente albanese è molto importante. Sai cosa è mancato? E cerchiamo, fatemi fare quest'ultimo appello, di non fare lo stesso errore che abbiamo fatto con invece i nostri corregionali che sono emigrati all'estero molto tempo fa, che non sono stati minimamente
calcolati, lo dimostrano, Coinvolti in questa cosa. Adesso c'è un tentativo di recupero molto, come dire... In chiave elettorale. No, non in chiave elettorale, no, in chiave elettorale no. C'è un tentativo di recupero nobile, ma non so se sia troppo tardi, perché le nuove generazioni i figli di questi immigrati che sono nati per esempio in Argentina o negli Stati Uniti o Canada si sentono canadesi. Dico una cosa un po' scomoda per le comunità Arbresce. Ciò che è mancato in questi anni è un'unità di intenti, cioè questi centri sono rimasti, come dire, vittime della cultura del campanile, perché questo discorso legato a San Demetrio Corona come la capitale dell'Arbria, se vai a Lungro non lo accettano, se vai a Civita non lo accettano, cioè è stata questa mancanza di unità alcune volte a creare un ostacolo, a diventare ostacolo proprio nel racconto di queste comunità, nella sua interezza. Questo è... Guarda, stamattina mi ha fatto piacere che ho visto le comunità ad esempio di Caraffa, di San Demetrio, di San Cosmo, di Santa Caterina, assieme, perché quello è stato un altro elemento quello che hai detto tu, che è stato un punto che non li ha fatti valorizzare pienamente, assolutamente, che non era sì. Una cosa, perché si sono divisi in quello che tu hai detto, una sorta di piccolo municipalismo, l'un contro l'altro armati, sì. Perché io per esempio a San Demetrio faccio un'associazione culturale per valorizzare le tradizioni arbresce, dopo un po' ne nasce un'altra a Lungro, poi ne nasce un'altra a Civita, un'altra ancora. Questa mancanza di unità, questa compattezza è stato un handicap per questa comunità. Non lo so se lo è ancora, ma fino a poco tempo fa lo si respirava, lo si toccava con mano. Ecco. Siamo in chiusura. Grazie Filippo per essere stati con noi. Grazie a voi e buona serata. Grazie a Massimo. Grazie a te, ciao Filippo. Noi ci vediamo domani, vi racconteremo in diretta la visita del Presidente Mattarella e del Presidente Meta della Repubblica Albanese in quel di San Demetrio Corona. Ci sarà un cerimoniale, poi un incontro con i sindaci, insomma vi racconteremo tutto. L'appuntamento per cominciare questo viaggio attraverso le immagini che cattureremo con le nostre truppe mobili, insomma domattina a partire dalle 11, alle 12 vi racconteremo tutto. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.